C'è un modo di dire che sono le 3F: fashion, furniture and food, quindi il cibo, la moda e l'arredamento. Però queste sono le cose, diciamo, che sono più, come si suol dire, B2C, quindi al consumatore, business al consumatore. Ci sono tante altre attività che sono molto meno conosciute perché magari vengono usate più nei processi produttivi e sono quelle che contengono, diciamo, la parte tecnologica di quello che sappiamo fare, dove anche su questo noi siamo molto forti e siamo leader mondiali per tante di queste tecnologie. Qui siamo al Vinitaly, dove si parla di vino, quindi la filiera agroalimentare, e anche in questo noi sappiamo che l'agritech, che è quella che è la tecnologia per la coltivazione del terreno, è una delle nostre eccellenze assolute. Qui stiamo parlando al Vinitaly del vino, che è uno degli elementi del cibo, del food, di quella che è la cucina italiana, che si distingue di più nel mondo. Sappiamo che in ogni ristorante che si rispetti, se apriamo un menù, il vino italiano lo fa, se non da padrone, quasi da padrone. Ce la stiamo giocando con i nostri vicini di casa e naturalmente è una competizione aperta, ma naturalmente quando si fa competizione è chiaro che aiuta a crescere entrambe le parti. Allora, noi stiamo lavorando in modo molto importante, soprattutto con il Vinitaly. Se parliamo del vino, naturalmente si è visto che c'è un cambiamento, diciamo, di rotta per quelle che sono le attività fieristiche. La maggior parte dei produttori che stiamo sentendo ci sta dicendo che anziché avere 3 fiere in Europa, ne vogliono avere 2 in Europa e una a Chicago, anche per fare un po' di ottimizzazione di spesa. L'Asia sappiamo che è coperta da tante più iniziative capillari, quindi meno piattaforme fieristiche importanti, ed anche per questo che noi in America stiamo costruendo letteralmente con il Vinitaly, con la Camera di Commercio di Chicago, un evento che sarà il 20 e 21 ottobre a Chicago, dove la maggior parte dei produttori più importanti, e stiamo portando anche la maggior parte o comunque i clienti più strategici ad incontrarsi in un posto che è più vicino all'America rispetto all'Europa, quindi andando a intercettare quei clienti che non se la sentono di attraversare l'oceano, ma soprattutto lo andiamo a fare in un contesto contro stagione, quindi aprile c'è il Vinitaly, o comunque intorno ad aprile ci sono le edizioni europee. Lo facciamo a ottobre, quando diciamo c'è una maggiore rilassatezza e predisposizione per aggiungere una piattaforma fieristica.